amici bellini, lo so, mi sono fatto un attimo attendere, ma dovete capire che il ruolo dello youtuber non è solamente accendere una telecamera e parlare. Bisogna sapere quello che si dice, bisogna studiare, approfondire e poi bisogna anche lavorare tutto intorno. Luci, strutture, programmi, software, sto facendo l'impossibile vabbè, cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Domani si va live con Moschella. Credo intorno alle 7:30, ma voi lo saprete perché voi lo saprete, ci sarà il promemoria. Allora, noterete, non lo so, però qualcuno potrebbe notare che il verde sta di qua e la scritta sta di là, e viceversa, perché mo si è cambiato. Non lo so se era così anche prima, non mi ricordo. Sì, era così anche prima, ma lo sfondo è grigetto con la luce che si vede. Insomma, sono fatti che a voi non vi riguardano, ma ho spostato tutto lo studio in un'altra stanza perché credo sia meglio. In questo momento non è meglio. Il live ha cambiato completamente tutta una cosa, ma questo video vi ricorda di iscrivervi al canale Telegram con link in basso in descrizione, perché oltre ad andare live su altre piattaforme, e sto pensando anche di portare un gioco, è una roba di nostalgia totale. Vi dico solo Championship Manager 97-98, però quella 2001-2002, forse con le cose aggiornate. Sto lavorando come un pazzo perché, ma è un fatto di divertimento mio, se volete seguirmi mi seguite. Ma poi vi dico anche quando vado live dagli amici, ospite da altri youtuber, eccetera eccetera. Quindi è importante seguirmi sotto quel punto di vista, perché lo sapete, YouTube una volta abbiamo superato i 4.000, evviva noi, le notifiche non arrivano a tutti o arrivano in ritardo, e quindi bisogna fare di necessità virtù. Stasera sarò live da Beppe Bianconero perché dobbiamo, insomma, analizzare la partita di Champions. C'è una partita bella importante, c'è Ronaldo contro Messi, insomma è tutto già fatto, la qualificazione, ma ci sarà una partita e quindi spero si parlerà di calcio. Ma è anche evidente che notizie dei giorni, in questi giorni non si è parlato di calcio, si è parlato di Suarez, si è parlato di telefonate ad antiche compagne di scuola, si è parlato di passaporti, eccetera eccetera. Quando non si parla di ASL si parla di passaporti, e io mi scende un attimino il cuore nei calzini per alcune cose, dichiarazioni. Poi insultano gli arbitri. Ma perché insultate gli arbitri che è una partita che vi è andata bene, che non c'era niente da fare? Cioè, insultate Orsato, espulsi e deferiti perché hanno insultato Orsato, frasi ingiuriose gravi, Nedved, Paratici, non lo so. Secondo me c'è nervosismo nell'ambiente, c'è qualcosa che non va, e lo approfondiremo magari anche stasera live. Per quanto riguarda il Napoli, noi dobbiamo sottolineare un paio di cose che ci stanno più a cuore. Prima di tutto i rinnovi, visto che si è parlato di rinnovo di Insigne, che non è una cosa urgente, però si dice no, bisogna vedere se ci sono le possibilità economiche. Non capisco come un Napoli non si può permettere di rinnovare Insigne. Certo che si può permettere di rinnovare Insigne, abbiamo fatto spese anche pazze quest'anno, quindi non credo ci sia problemi. Il rinnovo di Gattuso non credo sia in discussione, anche se sì, gli avvocati stanno vedendo, vabbè, è roba di clausole, ci interessa poco. Quello che ci interessa sono i giocatori che, tipo Yusai, Maksimovic, magari Yusai uno ne può fare anche a meno, anche se visto come sono andate ultimamente, è uno dei terzini più affidabili, ma uno ne può fare pure a meno, vuol dire che uscito lui ne entrerà un altro. Ma qui, che non è mai disponibile, comunque anche lui sta recuperando da una cosa, e Osimhen che sta recuperando dall'infortunio, e a quanto pare i tempi sono lunghi, non ce la faccio più. Se sapete qualcosa di più al riguardo fatemelo sapere voi nei commenti, perché le notizie si rincorrono. E torna con la Samp negli ultimi, no, forse torna con l'Inter, no, probabilmente se ne parla l'anno prossimo. Insomma, la situazione è grave e speriamo che si risolva al più presto, perché a noi ci serve l'attaccante, non possiamo farne a meno, perché Petagna, visti anche i vostri commenti, non convince. Il ragazzo è, insomma, fa quello che può, ma ha dei limiti. Come finalizzatore ha dei limiti, si può dire tranquillamente. Poi le altre notizie che ci sono state in questi giorni sono riguardate le polemiche per i murales alla Mostra d'Oltremare, con Cannavaro
che ha fatto il paio alla protesta di Renica, ma come Renica non giunge song, io che sono stato protagonista degli scudetti, Cannavaro che dice io ho alzato la coppa con presenze in campionato, sono stato capitano, lo capisco tutto. Ora dobbiamo capire, e voi ditemi nei commenti se lo sapete perché io sto cercando e non lo trovo, chi ha commissionato, perché pare che l'alta velocità, no, il rappresentante De Gregorio, leggo, abbia commissionato questa cosa alla Mostra d'Oltremare. Però chi è il produttore artistico? Cioè, chi è che decide? Avete lasciato carta bianca agli artisti, ai graffitari? Chi è che decide chi ci deve essere? È stato De Laurentiis, è stato il comune, è stato De Magistris, De Luca? Non lo so. E allora a loro poi bisogna chiedere e dire perché avete messo, per esempio, Zola invece che un altro. Ho detto invece che piuttosto che, perché piuttosto che non si riesce. Devo costringermi, non esiste proprio. Quindi Cannavaro protesta, lo capisco, è anche giusto, anche se il modo, sai, a vittima non è perché ci resto male io, è perché ci restano male le persone che mi scrivono. No, ci sei rimasto male tu, dillo tranquillamente. Siamo napolitani, siamo tra amici, ti conosciamo, ti rispettiamo, ti abbiamo voluto bene, ti abbiamo anche molto criticato, la maggior parte dei napoletani, me compreso all'inizio. Poi io ho cominciato a dire anche Cannavaro adesso sta giocando bene, Cannavaro è il migliore di oggi, io me le ricordo le cose, la mia memoria è fallace ma certe cose me le ricordo, e ricordo come pazienza, ricordo il campionato, il cambiamento che fece Cannavaro negli anni, dove da quando era uno dei peggiori che ci faceva perdere le partite migliorò, il lancio suo ci ha fatto fare un sacco di gol, ce la metteva tutta, ricordiamo quella rovesciata contro la Juventus che non ci poteva credere nessuno, ma quello era quando non funzionava. Anche dopo, quando ha cominciato a funzionare, insomma, Cannavaro meritava, il buon Paolo, anche lui una rappresentazione. Non dire quel fatto, no, non ci sono rimasto male, per carità, sono gli altri amici che mi scrivono, ci sei rimasto male, fai bene a rimanerci male, dici la verità e che qualcuno intervenga. Anche se a me, insomma, li mettiamo tutti, perché qualcuno resterà fuori, la Mostra d'Oltremare quella è. Quindi si decida, qualcuno dia dei riferimenti, allora solamente quelli che hanno vinto lo scudetto, non è possibile, allora solamente quelli che hanno vinto una coppa, allora Cannavaro ci deve entrare, solo quelli che sono stati simpatici, come si fa? Perché ci sono anche alcuni che non hanno vinto e che comunque sono rimasti nel cuore dei tifosi, come si fa? È impossibile, è impossibile. Se avete voi delle proposte, troviamole e io le giro poi a chi di dovere. Ragazzi, queste sono bene o male le news. Io però, se voi avete resistito fino alla fine di questo video che è poco pregnante e vi ringrazio, sappiate. Vabbè, questo l'ho esposto pure all'inizio del video che è troppo importante. Domani si va live con Moschella. Credo intorno alle 7:30, ma voi lo saprete perché voi lo saprete, ci sarà il promemoria. 7:30 di sera. Dopo ci sarà la Champions, eccetera, eccetera, ma a noi non ci interessa perché con Moschella si può fare approfondimento verso la Real Sociedad allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, perché è ufficiale, e quindi è una partita importante, ragazzi, dentro o fuori, vinciamo, pareggiamo, andiamo avanti, se perdiamo lo pigliamo dietro. E dobbiamo vedere un pochino come si fa. Moschella ci aiuterà a capire in che stato di forma si trova la Real Sociedad o Oyarzabal, Davide Silva. Vediamo, Oyarzabal forse non gioca, Davide Silva forse sì. Sono tutte cose che dobbiamo approfondire e lui risponderà alle vostre domande live e ci divertiamo. E ci divertiamo sotto questo punto di vista. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Stasera, se ci siete, saprete dove trovarmi perché vi lascerò il link nel canale Telegram. Siate bravi con le domande, perché io lo so che entriamo nel paese del Beppe Bianconero e farete delle domande polemiche, ma non sarò io ad affermarvi assolutamente. Censura, per carità, però sai, siamo tra amici, vediamo un pochino se magari si parlerà di calcio o si parlerà di cose, perché loro quando è l'ASL non è che si sono fermati e hanno detto voi disonesti, sleali, avevate paura. Il caso Suarez mi sembra agli occhi di tutti. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.